imperversava la malaria purtroppo. Poi a un certo punto mancava il cibo e quindi hanno cercato di eliminare i prigionieri mandandoli al confino da qualche parte dell'Italia, e noi siamo stati inviati a Taglio di Po, un paesino vicino a Rovigo, sulle sponde del fiume Po. E questo, lì poi si è radunato il sindaco, ha radunato i contadini e ci hanno assegnato una casupola con una stanza a pian terreno e una stanza al primo piano dove non c'era niente, ovviamente vuota completamente, e c'era un giardinetto dietro dove poi abbiamo fatto un orto, dove abbiamo poi coltivato dei fiori, dove abbiamo fatto anche a un certo punto ci avevano regalato i vicini di casa un gallo e una gallina che si sono rapidamente moltiplicati, e quindi avevamo da pensare anche a questi nostri vicini di casa. Ed è stato abbastanza... Io ho potuto andare a scuola, io e mia sorella, dovevo fare la quarta elementare e poi la quinta, quindi andavo d'accordo con tutti i nostri vicini, anche se non avevamo quasi niente, perché mio papà in quel punto ha cominciato a fare il ciabattino, quindi a costruire delle pantofole di vari colori che andava a vendere ai paesani lì di Taglio di Po e anche nei paesi vicini, con l'autorizzazione del maresciallo che ci controllava tutti i giorni. Comunque lì siamo vissuti circa 2 anni e dopo, negli ultimi tempi, mentre avevo molti amici nelle scuole, perché dicevo che ero la prima della classe, per cui c'erano dei ragazzi che dovevano andare a coltivare campi, per cui venivano bocciati periodicamente tutti gli anni. Alla fine col mio aiuto sono riusciti a superare anche la quarta elementare, ma questi amici qua che ritenevo compagni e molto gentili eccetera, a un certo punto c'è stata, l'8 settembre del 43 c'è stato l'armistizio e tutti ballavano nelle aie dei campi eccetera, contenti che fosse finita la guerra, pensavano, e noi anche speravamo di essere liberati a giorni, e invece passava il tempo e nessuno ci diceva niente, non avevamo né telefono né radio né niente per sapere le notizie. Però vedevo che i miei compagni cominciavano a evitarmi, la gente cominciava a non guardarci più, a non salutarci più, andavano, se ci incontravamo sul marciapiedi andavano da un'altra parte, finché comparvero proprio i graffiti sulle case: via sporchi ebrei, Jude Caput. E insomma è stata una cosa progressiva e ci sentivamo molto, molto odiati dalle persone. Evidentemente era cominciato il battage pubblicitario contro gli ebrei, che era arrivato fino in quel paese sperduto. E quindi a un certo momento, quando uscivo di casa per andare, naturalmente non mi avevano più iscritto alle scuole, né me né mia sorella, quindi eravamo un po' abbandonate. Poi alla fine non potevamo neanche andare in giro perché i ragazzi si mettevano insieme in 4, 5, 6 eccetera e ci lanciavano pietre che trovavamo per terra e cercavano di colpirci, per cui era la prima volta che vedevo i graffiti, sono i primi graffiti che ho visto sulle
mi permetto una sulla domanda povera stupida, casa. erano gli stessi compagni di classe? Sì, gli stessi compagni di classe che avevano avuto lavaggio del cervello dalla propaganda isterica. Poi ricordo appunto le adunate, voi non avete idea di quanto erano ridicoli, quando c'erano gli altoparlanti nelle piazze nei paesi, dove venivano enunciati tutti i discorsi dei vari gerarchi, del duce, eccetera, sempre con quest'aria pomposa, visti poi dopo nei vari film o documentari dopo la guerra, e sembravano così ridicoli che dice come potevano gli italiani pensare che avessero ragione quella propaganda lì, questi gerarchi sempre col petto in fuori e le mani sui fianchi pomposi. Era veramente ridicolo vederli, ma allora erano tutti imbevuti da questa sacrosanta, scusate. Non so come si fa a mettere. Grazie. Comunque, facevo parte anch'io dei Balilla perché mi avevano costretta a mettere la gonnellina nera, la camicetta bianca e si andava in queste manifestazioni ridicole con i gerarchi che facevano la ginnastica nelle piazze delle vie. Comunque, a un certo punto, dopo 2 o 3 mesi di questo andazzo, sono venuti 2 fascisti col fez in testa, ci hanno preso e ci hanno portato nelle prigioni di Rovigo. Quindi c'eravamo i miei genitori, si erano aggiunti anche dei miei zii con altri 2 bambini, sempre della nostra età, e c'era mia nonna che aveva 60 anni, 65 anni, e ci avevano portato in queste prigioni. Lì c'è stato un grande lavoro tra il direttore del carcere e questi fascisti, ma il direttore del carcere non voleva imprigionare dei bambini perché era proibito mettere in carcere dei bambini. E quindi hanno imprigionato i genitori, la nonna e i zii, e noi ci hanno lasciato fuori dal cancello dicendo arrangiatevi. Io allora avevo, dunque, quanti anni? Nel 43 avevo 11 anni, mia sorella 8 e poi i miei cugini anche, uno di una femmina di 9 anni come mia sorella e un maschio della mia età, 11 anni. E ci hanno lasciato fuori dal cancello e non sapevamo dove andare. Naturalmente ci avevano portato via senza lasciarci prendere niente, nessun ricambio, niente da mangiare, eccetera. Quindi siamo stati tutta la notte lì davanti a queste carceri di Rovigo, non sapendo cosa fare né dove andare. Alla fine, al mattino, c'è stato il cambio delle guardie e una era di Taglio di Po. E allora, poveretto, lui è stato gentile, ci ha preso con sé e dice torniamo a Taglio di Po. Ovviamente a Taglio di Po ci avevano già requisito la casa, ci avevano già portato via tutto quello che era nostro, e quindi ci siamo trovati anche lì senza avere niente su cui basarci, finché il sindaco di quel paesino ha radunato i suoi contadini e ha proposto di prenderci da qualche parte, di ricoverarci da qualche parte, in modo, però nessuno voleva farlo perché erano poverissimi tutti, quindi lavoravano la terra, erano contadini e quindi non c'era nessuno, ed eravamo proprio disperati perché non sapevamo dove andare, finché una donnetta tutta in nero si è alzata, ha alzato la mano e ci ha detto che ci avrebbe preso, ci avrebbe dato un posto nella sua abitazione che poi consisteva in 2 camerette nere, fuligginose, buie,
perché lei diceva che il marito era in guerra da vari mesi di cui non sapeva niente e lei doveva andare a lavorare alla terra per mantenersi e quindi partiva al mattino all'alba e tornava alla sera e quindi ci dava la sua camera per stare lì. E quella è stata la nostra sistemazione. Il sindaco ci ha dato dei pagliericci pieni di spighe, come si chiamano, le pannocchie, eccetera, per cui non si riusciva a dormire, ci punzecchiavano tutta la pelle, eravamo tutti molto malmessi. Oltretutto avevamo i pidocchi, avevamo la scabbia, avevamo le pulci in questi giacigli di sacchi e così siamo stati malissimo, ovviamente, eravamo disperati, non avevamo da mangiare perché quella ha detto ci dava la camera ma non ci dava da mangiare perché non ne aveva. Infatti lei partiva al mattino e tornava alla sera, mangiucchiava qualcosa, si toglieva la terra dai piedi, dalle gambe e andava a dormire. E così tutti i giorni, per cui noi restavamo soli. Era inverno, non c'era niente, io andavo in cerca di qualche foglia di insalata nei campi, qualche patata dimenticata, ma era inverno, negli alberi non c'era frutta, non c'era niente, era una desolazione tremenda. Finché a un certo punto io che andavo in giro a cercare qualcosa da mangiare per tutti e quattro che eravamo, ho incontrato una suora che gentilmente ci ha procurato un piatto di minestra per tutti e quattro. Ogni giorno andavo a ritirare una bacinella di minestrone e poi lei si è preoccupata di farci lavare, di rasarci i capelli, di chiamare un medico che per toglierci, non sapete cosa sia la scabbia perché è una prurito insopportabile dappertutto perché si infiltra tra le dita delle mani e dei piedi, percorre tutto sotto, fa dei canalicoli sotto la pelle, per cui ci grattavamo a morte. E questo dottore ci ha dato una pomata che dovevamo mettere tutte le notti su tutto il corpo, stando nudi. Naturalmente il freddo era inimmaginabile perché era inverno, non c'era riscaldamento e eravamo veramente conciati male. Questo è durato qualche mese, finché a un certo punto la suora non ci ha più dato la minestra, non so per quale motivo, e quindi eravamo ridotti a degli scheletri. Finché una mattina sono venuti ancora dei fascisti a prenderci, ci hanno portato a Rovigo, hanno preso i miei genitori, zii e nonna e con un camion ci hanno portato a Fossoli, che era un campo di concentramento molto più vasto. No, di quel periodo devo dire che ricordo poco, so che siamo stati qualche mese lì, c'erano sempre i letti a 2